come suoi comandanti, vero? No. E come Sì. facevate a comunicare? Tra di voi parlavate in sardo, non tra soldati? Ma ecco, prima estionava in sardo, no. A sa prima non querían estionare in sardo. Oh, perché non capivano, vero? E non capivano niente. Uno, Ma voi non sapevate parlare neanche l'italiano, vero? beh, sono rimasto un tanto, mancare un mese, ma mi trovavo male. E non volevano parlare in sardo. Proprio le avevano vietato. Proprio detto che non volevano parlare in sardo. Ma siccome sentivo i compagni, questo, quest'altro, come va questo, come si chiama questo, e ho incominciato però A parlare l'italiano lì. parlo da oggi, Una parlo domani. domani, e ho imparato che mi facevo capire. Però vi vietavano di parlare in sardo. Ma sempre essere grande. Però tra ufficiali sardi e soldati sardi si parlava in sardo, vero? Sì, unisono, già si stionava in sardo, no? Non vegliano molto. Ecco, una delle ultime domande. È mai successo che i soldati, i suoi compagni, si siano ribellati agli ufficiali durante la guerra? Più di uno. Me lo racconti? Più di uno. Perché succedeva? Perché succedeva? Succedeva che se uno, senza fare nessun danno, senza fare nessuna mancanza, Veniva punito. veniva pulito, si mettevano a disprezzare di questo e quest'altro, non gli dicevano niente. Il solito compagni che c'era, quello che gli diceva cosa, l'ammazzavano. Ah, allora era vero questo. Ammazzavano l'ufficiale. Glielo credo. E dove l'ammazzavano? Quando si era in trincea? Quando si era in trincea, dicevano, già arrivi al posto del macello, Oh. si facevano tra loro. E l'ammazzavano davvero? Anche ufficiali che erano nella sua compagnia sono stati uccisi così. Ufficiale della sua compagnia, sa che una volta c'era uno, era di Osino, e questo, Il suo compagno era. sì, E come si chiamava questo di Usilo? si chiamava, io mi chiamo bene il so. Cos'era successo? Questo, eravamo in linea, tutti e due. Lui era seduto sopra di quei sacchetti che c'era. E io col compagno eravamo titoli. Ma siccome non si dormivano, questo quando è venuto lì era capoposto perché era caporale. Lui ci aveva afferrato subito il sonno. Viene questo, era calleritano questo, ma volontario di prima qualità. In cerca di grado sempre. Ti ha fatto costutamente, pigate che li scarica su Busile, che l'ha tirato sul trattore, Caricatore? Su caricatore su Busile, che l'ha tirato. Che l'ha tirato sul trattore e si che andava, si che entrava, pensa a Montesieppi una volta. E sì che andavo in galleria, costutamente. E alla Povido, ecco è stato un panno alla Povido, l'amore che rao, a Sadubba e l'amore del cappotto, l'amore si dica donzao, l'amore fatto si dare, questo l'amore, ma dica di scaricare lui. Di nascosto gliel'ha fatto quindi l'ufficiale, è vero? Gli ha scaricato il fucile e se n'è andato, senza svegliarlo. Poi è ritornato. Questo era proprio, l'ha visto lei questo, Sì, vero? sì, eravamo assieme come. È ritornato, fra 10 minuti non è stato nemmeno. Ha detto, c'è il fucile carico. Non si.
Ecco che abbiamo verso la guardia serrata la sentinella. Quando sto là tornare una istione. Ma ce l'hai carico, ce l'hai proprio carico. E non si no. Ma se ce l'hai carico sparami in faccia. Mi sbatto di una bruciata, manca in terra. Davanti a lei questo? Davanti. Ma perché voi gli avevate dato il caricatore? Gli ho detto io che l'aveva levato il caricatore. E allora lui ne ha messo un altro, vero? Lui ne ha messo un altro. E l'ha ammazzato. E l'ha ammazzato. E di dov'era questo ufficiale? Un tenente era? De Cagliari era. Oh, cos'era? Un po' superbo allora questo ufficiale? Superbo, volontario di prima qualità era. Ma guarda un po'. Era sempre in cerca dei gradi. E questo di Osilo gli ha sparato in faccia. L'ha ammazzato davanti a voi. Ha ammazzato, poi l'ha preso due di Mamugliava, ce n'era, erano di vedetta, no? Vicino, l'hanno preso da una parte e uno dall'altra, lo buttano dall'altra parte della trincea, siccome... Dove? Dalla parte degli austriaci? Sì, siccome buttava la fioca... La neve? Ma così la neve, la buttava, dall'aria. Quello in poco ora non si vedeva più. L'ha coperto subito? L'ha coperto. E né mai hanno saputo come era andato questo. Ho capito. Questa è proprio una sua testimonianza. C'era lei quando è successo questo fatto. Allora. Come si chiamava questo di Osilo non se lo ricorda, vero?